Buonasera a tutti, benvenuti all'ippodromo del Savio di Cesena. Si comincia in ritardo questa 13ª riunione di corsa del 2025 con i puledri 1 Indian Fire VF, 2 Yolanda OP, 3 Italo Baba, 4 Ideal Rhythm Run, 5 Igea Trio. Macchina accelera, parte piano Italo Baba, come al debutto. Si parte con veloce dal largo Igea Trio che cerca di prendere la testa e ci riesce nei confronti di Indian Fire VF, poi Yolanda OP, quindi Ideal Rhythm Run e poi alla retroguardia Italo Baba, partito con circospezione galoppa, Yolanda OP che stava provando ad andare a chiedere strada ad Igea Trio. E così Igea Trio rimane al comando dopo 200 metri di corsa in 16,4. In seconda posizione rimane Indian Fire VF, poi Ideal Rhythm Run e quindi Italo Baba che si scopre, risale a spesa zero e penso possa ottenere il via libera, anzi no, perché Giuseppe De Filippis se ne accorge forse un po' tardi, richiede ad Igea Trio l'allungo, vediamo se Italo Baba è riuscito a prendere in velocità l'avversaria, sembra di sì, e così passa Italo Baba dopo 600 metri di corsa, frazione meno di 15, c'era stato un soporifero 34,7 per i primi 400 di corsa. Italo Baba ha preso gli avversari di sorpresa ed è passato. Igea Trio rimane in seconda posizione avanti ad Indian Fire VF e quindi Ideal Rhythm Run. C'è stato un 30 sparato sulla retta di là e ora si viene sulla curva di sinistra, si va al passaggio di metà gara con Italo Baba che si mantiene in vantaggio nettamente, 15,9 di curva, 1,26 il primo chilometro. Seconda posizione sempre per Igea Trio che preaccede Indian Fire VF e poi Ideal Rhythm Run. Sotto le tribune una frazione ancora veloce, 14,7. Italo Baba prosegue in vantaggio nei confronti sempre di Igea Trio che è a una ventina di metri, poi Indian Fire VF e Ideal Rhythm Run. Curva di destra passata ancora in 15,2. Continua ad andare alla grande Italo Baba, ora una quarantina di metri di vantaggio nei confronti dei rivali. Indian Fire VF prova a spostare e a dare su Igea Trio, retta di là ancora in 15,2, 2,57 per il miglio di gara, con Battistrada che continua in netto vantaggio. Indian Fire VF passa in seconda posizione scavalcando Igea Trio e siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo con Italo Baba che è in chiara evidenza nei confronti di Indian Fire VF ed Igea Trio. Nel finale Italo Baba rifinisce il tutto in gran semplicità, vince nettamente, Indian Fire VF fa un bel secondo posto, al terzo Igea Trio. 1,19,7, c'è 33,2 per gli ultimi 400 metri di corsa, successo di Italo Baba, Andrea Vitagliano in salchi al training per i colori di Vincenzo Vitagliano, figlio di Fabulous Wood e Morwen Baba. Dopo il secondo posto del debutto coglie la sua prima vittoria in carriera, chiara questa volta nelle dimensioni il successo. Italo Baba e Andrea Vitagliano a segno in questa prima corsa dal Savio.